Grazie. Salve a tutti, l'approfondimento di oggi riguarda i pendolari che prendono i treni e l'orario estivo che ha deluso, tanto che sono stati tagliati altri treni, oltre a quelli che erano già stati tagliati con l'orario cadenzato, e molti hanno dovuto rimodulare i loro movimenti nel territorio. Ne parliamo con Margherita Botter, che è portavoce del Comitato Pendolari Veneto Orientale. Salve Margherita Botter. Buonasera. Allora, come hanno dovuto rimodulare questi loro modi, diciamo, di muoversi? L'entrata in vigore dell'orario estivo del treno ha previsto il taglio di 11 corse, sia in andata che in ritorno da Venezia, per quanto riguarda la linea Venezia-Portogruaro, di cui io sono portavoce. Le fasce che sono state tagliate sono quelle del trasporto regionale, quindi di un treno all'ora che si ferma in tutte le fermate, la corsa che si limitava a Venezia Mestre, quindi che arrivava al binario Giardino, cosiddetto, il nostro nuovo binario che è stato creato proprio dall'entrata in vigore dell'orario cadenzato. Quindi oltre a tutti i tagli già subiti della nostra linea per le fasce già menzionate in un altro approfondimento che riguardavano appunto le fasce notturne la fascia e le fasce dell'alba e del mattino presto, adesso ci vediamo decurtati anche di un treno all'ora su 3 di quelli che ci aveva garantito l'orario cadenzato. E questo perché gli studenti non ci sono più, quindi sicuramente è diminuito l'afflusso di pendolari quotidianamente, anche se è in aumento quello dei turisti, ma sicuramente questo nuovo cambiamento ha visto la rimodulazione delle abitudini di tanti pendolari che si trovano appunto a dover scegliere altri orari, a cambiare le loro abitudini. Diciamo. Ecco, in particolare qual è il treno di cui si sente la mancanza? In tutti gli orari, a parte dalle 7 alle 8 del mattino, che il treno dei 29, delle 7:29 limitato a Mestre è garantito, in tutte le altre fasce orarie un treno in meno all'ora per le stazioni in cui si fermano solo i treni locali significa che è rimasta una sola corsa all'ora. Quindi ecco, pensiamo a Ceggia, pensiamo a Fossalta, a Meolo, a Gaggio, a Carpenedo, loro hanno di fatto un solo treno all'ora sia in andata che in ritorno. In un sistema metropolitano di superficie come è idealizzato, un treno all'ora in effetti non è proprio quell'afflusso, Sì, quindi si rischia, diciamo, che quando si perde un treno si deve attendere un'ora, quindi si rischia che quando si va al lavoro, per fare 8 ore di lavoro, in realtà si sta fuori 10, anche 11 ore. Sì. Questa è la quotidianità per molti, purtroppo. Questo. Ecco, che cosa quindi avete pensato di fare? Cioè, voi avete già raccolto delle firme per chiedere il ripristino dei treni nelle fasce appunto meno seguite, quindi all'alba e anche costose all'alba e per la fascia notturna. Avete intenzione anche di chiedere qualcos'altro per quanto riguarda invece tutta la giornata, sia a Trenitalia che a Zaia, che in questo momento ha la delega, perché sono anche moltissimi turisti che prendono i treni, infatti nel tratto per esempio Venezia Mestre i treni sono zeppi di turisti che si salgono a Venezia e scendono a Mestre, quindi se non ci fossero i treni, certo, gli autobus non riuscirebbero a coprire questa esigenza. Sicuramente. Comunque, anche se l'orario cadenzato prevede che i treni a ogni ora passino allo stesso minuto, Trenitalia ha mantenuto i cosiddetti buchi orari sia al mattino, quindi la fascia diciamo dalle 10:30 alle 12, che alla sera dalle 8 alle 10:30 di sera si rischia di non avere un treno di rientro da Venezia verso Portogruaro, diciamo. Cioè. Quindi anche queste fasce in un'ottica di cadenzamento secondo noi dovrebbero essere coperte. Ecco, in soldoni la gente ha cominciato a riusare la macchina. Sì, molti hanno ricominciato a utilizzare la macchina, le nostre stazioni dal punto di vista del parcheggio sono molto più libere, quindi per la gioia di molti che finalmente trovano dove sistemare la macchina per prendere il treno, ma questo non ha comportato un aumento delle biciclette, che è sempre un altro grande problema per il pendolare, dove sistemare la propria bicicletta sperando di ritrovarla la sera.
ha comportato l'utilizzo del mezzo privato e quindi ancora più traffico nelle nostre strade, ancora maggior pressione sull'inquinamento atmosferico, e noi come comitato siamo nati proprio per portare la voce non solo dei lavoratori che devono spostarsi, ma anche di tutti coloro che credono che investire nel trasporto pubblico sia utile sia socialmente che ambientalmente. E speriamo che Zaia ci stia ascoltando. Grazie Margherita Botterra, grazie a tutti voi per averci seguito.